La sensazione è questa, di avere assunto una presidenza molto impegnativa. Devo dire che quando mi è stata proposta ho accettato subito perché Quoa ha un suo brand molto prestigioso, ma soprattutto perché credo nella formazione. La formazione come elemento di sviluppo del territorio e poi devo dire che così mi sembra di restituire un po' al territorio quello che il territorio mi ha dato a suo tempo in termini di formazione, perché io mi sono formato proprio nella provincia di Vicenza e quindi penso di poter dare un contributo importante allo sviluppo del Quoa, che del resto ha fatto un lavoro eccezionale negli ultimi anni e ha imboccato una strategia di sviluppo che mi sembra quella giusta, e cioè il contatto con le imprese del territorio. Credo che con l'aiuto del Consiglio di amministrazione, che è molto qualificato, possa essere fatto un lavoro di grande importanza.